Buonasera ad Anna Franchino, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Apriamo questa edizione con il Vax Day, 280 le dosi di vaccino anti-Covid che sono arrivate in Calabria, una giornata storica con i primi vaccini somministrati agli operatori sanitari. Prende proprio il via simbolicamente questa campagna di vaccinazione di massa che si spera possa farci superare al più presto l'emergenza sanitaria. Nel giorno in cui si registrano nuovi casi, purtroppo a Vibo e a Crotone, l'Europa sperimenta il tutti insieme contro il virus. Una grande prova di coesione e di forza che, nei fatti, apre un nuovo corso per l'Unione. È una giornata storica, il trionfo della scienza, della ricerca, che ha realizzato un obiettivo unico nella storia della medicina. Fino a pochi mesi fa, le più ottimistiche delle previsioni indicavano nell'autunno del 2021 la nascita del vaccino per combattere il Covid. Ed invece, in pochi mesi, si è riusciti nell'impresa di preparare e mettere a disposizione dei cittadini l'antidoto che combatte il mostro. Quello che ci ha obbligati a vivere nella paura e nell'angoscia, che ha svuotato le nostre città, che ci ha fatto rinunciare agli affetti, alla vita, alle nostre abitudini, che ha causato morti, sofferenze, dolore, che ha messo in ginocchio l'umanità, modificando profondamente il nostro rapporto con la quotidianità e con il prossimo. Il mostro che ci obbliga ad indossare mascherine, a lavarci spesso le mani, a mantenere le distanze dagli altri. Lo stesso che ha rimpicciolito le nostre famiglie, ridotto il desco e ci ha resi prigionieri della paura, che ci ha costretti a chiudere scuole, teatri, cinema e che ha reso più povera la nostra economia. Molte aziende sono state costrette a chiudere, altre, compiendo grandi sacrifici, hanno stretto i denti e continuato con grandi difficoltà. È un grande giorno, l'inizio di una nuova era, della libertà ritrovata. Non lo dimenticheremo mai questo 27 dicembre del 2020. Rimarrà indelebile nella nostra mente e segnerà per sempre la nostra esistenza. E questa mattina sono iniziate le prime vaccinazioni, vediamo com'è andata a Catanzaro. È atterrato nella notte all'aeroporto di Lamezia Terme l'aereo militare che ha trasportato dall'Hub Nazionale di Pratica di Mare 280 dosi del vaccino anti-Covid da consegnare alle aziende ospedaliere della Calabria per il Vax Day. Il vaccino è stato custodito nella base militare Sirio di Lamezia. Poi, questa mattina, le casse contenenti il siero sono state scortate dall'esercito e dai carabinieri fino ai centri vaccinali della Calabria. Ed ecco l'arrivo al Mater Domini di Catanzaro. Molta emozione tra il personale sanitario. Il primo ad essere vaccinato, Carlo Torti, direttore dell'unità operativa di malattie infettive. È andata benissimo, non ho avuto nessun tipo di problema, fortunatamente nemmeno il dolore nel punto dell'iniezione, quindi direi tutto bene. A livello invece dei benefici sulla popolazione, io credo e spero che siano notevoli, non immediati però. Comunque notevoli, prima di tutto per prevenire i casi di malattie e di morte, ma anche, speriamo, per ridurre la circolazione del virus. Ecco invece l'arrivo delle 30 dosi destinate all'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Il primo a vaccinarsi il primario di malattie infettive Lucio Cosco, che raccomanda ancora prudenza. Io sono orgoglioso di essere il primo proprio perché così darò l'esempio, mi auguro, al maggior numero di persone possibile. C'è l'urgenza, la procedura d'urgenza comunque non è la prima volta che si attua nella registrazione sia di vaccini che di farmaci. In ogni caso la composizione del vaccino che ho visto, che ho studiato, sicuramente non può dare a delle effetti collaterali di nessun genere, salvo se non c'è un po' di allergia. E da Catanzaro ci spostiamo a Cosenza, la prima a ricevere appunto il vaccino è un'infermiera del reparto di terapia intensiva e rianimazione dell'ospedale dell'Annunziata.
Ecco l'arrivo del vaccino anti-Covid all'ospedale Annunziata, scortato dalle forze dell'ordine, giunto nel lab di Cosenza alle 9.45, proveniente dalla farmacia del Mater Domini di Catanzaro, ed è stato consegnato all'equipe di medici vaccinatori, Monica Loiz e Roberto Pellegrino, che nella giornata di oggi hanno effettuato le prime 60 vaccinazioni. Barbara Moddaffari, infermiera e 49enne del reparto di terapia intensiva e rianimazione, è la prima operatrice sanitaria dell'Annunziata ad aver ricevuto la dose del vaccino anti-Covid. Emozionata, contentissima, onorata di essere stata la prima e niente, sollevata. Credo che sia la fine di un incubo, l'inizio della fine di un incubo. Se tutti quanti ci convinciamo che questo vaccino è l'unica soluzione, ne usciamo, altrimenti credo che non ne usciremo facilmente. Io sono al centro Covid in rianimazione, quindi ho visto tantissima sofferenza. La sofferenza che ho visto in questi mesi io non l'ho mai vista. A coordinare le operazioni il direttore dell'unità operativa complessa protezione e prevenzione ambientale, Lucio Marrocco. Io invito tutti coloro che hanno qualche ritrosia a sottoporsi alla vaccinazione contro il SARS-CoV-2, perché raggiungendo l'immunità di gregge, l'immunità di massa, più o meno 65, almeno il 70% della popolazione, noi abbiamo buonissime probabilità di sconfiggere questo virus che ci sta oggettivamente penalizzando sotto tutti i punti di vista. Una giornata storica dunque quella di oggi, 30 le dosi del vaccino destinate agli operatori dell'azienda ospedaliera e 30 a quelli dell'ASP. Si apre una fase nuova, decisiva direi io, perché comunque questa è un'attività che sicuramente ci distanzierà dal virus, nel senso che finalmente potremo essere liberi, quindi un messaggio di speranza oggi, perché io credo che nel 2021 noi avremo la libertà di muoverci, di relazionarci, di essere all'interno di una comunità finalmente libera dal Covid. E chiudiamo questa ampia pagina dedicata al vaccino anti-Covid con il Vax Day a Reggio Calabria. Le prime somministrazioni sono avvenute anche nei locali del grande ospedale metropolitano. A ricevere le prime dosi del vaccino sono stati il dottor Sebastiano Macheda, primario del reparto di terapia intensiva, e il dottor Carmelo Mangano, Covid manager del GOM. Sono sicuro che deve essere fatto questo vaccino e che bisogna praticamente scongiurare, o meglio praticamente evitare tutte quelle superstizioni sul vaccino, perché è l'unico mezzo per poter sconfiggere la pandemia, questo sistema. Siamo qui a fare il vaccino proprio tra i primi perché vogliamo essere testimoni di questo momento importante che rappresenta sicuramente un qualcosa diciamo, che ci potrà far uscire da questo incubo che stiamo vivendo ormai quasi da un anno. Per cui vogliamo vaccinarci per primi proprio per dare l'esempio e per sensibilizzare gli scettici su questo argomento. L'unica terapia che abbiamo attualmente sarà proprio il vaccino e che faremo in 2 dosi, oggi la prima dose, a distanza di 23 giorni faremo la seconda dose e poi man mano lo faranno tutti gli altri. Sicuramente nell'arco di pochissimo tempo il personale dell'ospedale sarà vaccinato così come da programma. È arrivato decongelato da 2,8 gradi, abbiamo 5 giorni per poterlo diluire e utilizzare. Le altre dosi verranno conservate diciamo a meno 70. 60 vaccini per Reggio Calabria, 30 saranno riservati al personale sanitario dell'ospedale, altri 30 invece saranno riservati all'ASP. È la prima simbolica quota che toccherà la città dello Stretto nel primo giorno della più grande campagna di vaccinazioni che l'umanità abbia mai vissuto, ma già da domani in arrivo altre 975 dosi. Ci fermiamo un quarto d'ora per vedere un pochino se è tutto a posto, ma questo fa parte delle regole, insomma, ecco. Non ho sentito assolutamente niente, tra l'altro il collega è molto bravo, quindi insomma dai, era un atto dovuto, l'abbiamo fatto, adesso arriveranno gli altri colleghi dopo di me. E nel giorno dell'arrivo e delle prime somministrazioni anche in Calabria del tanto atteso vaccino diminuiscono anche nella regione i decessi e i nuovi contagi. Se ne registrano 179 nuovi positivi, mentre sono 4 i decessi, un 58enne di San Giorgio Albanese, 2 nel Crotonese e 1 nel Reggino. In calo il numero dei contagi in Calabria nelle ultime 24 ore, sono 179 i nuovi positivi, mentre sono 805 i tamponi eseguiti.
Le persone risultate positive al coronavirus dall'inizio della pandemia sono in totale 22.694, quelle negative 389.276. I casi confermati oggi sono così suddivisi: 26 a Cosenza, 8 a Catanzaro, 1 a Crotone, 82 a Vibo Valentia e a Reggio Calabria 62. Diminuiscono i ricoveri ospedalieri sia alla luce dei decessi che del numero di guariti. Sono 255 in reparto, mentre 18 in terapia intensiva, 4 in totale. I decessi di oggi, che si registrano 1 nel Cosentino, 2 nel Crotonese e 1 nel Reggino. E domani, lunedì 28 dicembre alle 10:30, si svolgerà la cerimonia di intitolazione della cittadella regionale alla compianta presidente della Regione Calabria, Iole Santelli. All'evento prenderanno parte fra gli altri, oltre ai familiari della presidente Santelli, il presidente facente funzioni Nino Spirli, gli assessori della Giunta e le massime autorità istituzionali della Regione. Nel corso della cerimonia verrà scoperta una targa intitolata proprio alla presidente Santelli. La targa sarà benedetta dall'arcivescovo di Catanzaro Squillace, Monsignor Vincenzo Bertolone. Vi mostriamo invece adesso le immagini della neve che ha imbiancato le vette calabresi. Questa è Camigliatello, vedete un paesaggio da cartolina, abbondanti le nevicate, tuttavia su tutto l'altopiano della Sila, sia sul versante catanzarese che su quello cosentino. La neve è caduta abbondantemente anche a quote relativamente più basse, da Camigliatello all'Orica fino alla Sila Piccola. Neve anche sulle piste da sci, che tuttavia dovranno restare chiuse purtroppo per quel che riguarda l'emergenza Covid. Ci spostiamo adesso invece a Mendicino, città cardioprotetta, ha donato un defibrillatore installato nella piazza principale della città. In Italia 80.000 persone muoiono ogni anno di arresto cardiaco e l'80% di essi muore in luoghi pubblici. L'unico modo per contrastare questo fenomeno diffusissimo è l'intervento d'urgenza attraverso l'utilizzo di uno strumento, il defibrillatore cardiopolmonare. La commissione Rotary Foundation, presieduta dal dottor Alessandro Tortorella, ha avviato un progetto denominato Mendicino Città Cardioprotetta. È stato installato in piazza Municipio del comune di Mendicino un primo defibrillatore completo di kit di cardiorianimazione all'interno di una teca illuminata, termoregolata e allarmata. La peculiarità di questo defibrillatore è che qui nella pubblica piazza è accessibile a tutti, perché la cosa importante è che quando avviene un arresto cardiaco improvviso, se non si interviene nell'arco di 5 minuti il paziente muore. Sappiamo che se c'è un arresto cardiaco improvviso c'è soltanto il 2% di possibilità per il paziente di salvarsi spontaneamente. Il 20% si salva se c'è una defibrillazione ritardata e ben l'80% riesce a salvarsi se c'è una defibrillazione immediata. L'iniziativa, organizzata dal sindaco di Mendicino Antonio Palermo in collaborazione con il Rotary Mendicino Serre Cosentine e attraverso la commissione Rotary Foundation, si propone di diffondere la cultura della cardioprotezione e di fornire gli strumenti adatti per raggiungere l'obiettivo primario, quello di salvaguardare vite umane. Il progetto, ormai avviato, proseguirà con l'installazione di altri 3 defibrillatori sul territorio di Mendicino e prevede una specifica formazione da parte di personale esperto. Il secondo step è non tanto offrire, oltre agli strumenti utili, anche le conoscenze, le capacità per poter utilizzare questo strumento. Alla cerimonia, che si è svolta nel rispetto delle norme anti-Covid, era presente tutta la giunta comunale con dipendenti, dirigenti e il segretario. Diversi sono stati gli interventi, come quello dell'assessore alle politiche sociali Scarpelli o quello del presidente della Rotary Club Giuseppe Funaro. Immancabile anche il dottor Alessandro Tortorella, presidente della commissione Rotary Foundation. La manifestazione, avvenuta sotto l'occhio vigile del comandante della caserma dei carabinieri Gino Miccoli, si è conclusa con la benedizione del parroco Don Enzo Gabrieli. E si chiama il Natale dei Sorrisi, l'iniziativa portata avanti dal gruppo comunale di protezione civile di Montalto Fugo per i bambini meno fortunati.
Regalare un sorriso ai bambini meno fortunati, soprattutto in questo periodo di festa, a Montalto Fugo il progetto portato avanti dal Neogruppo Comunale di Protezione Civile dedicato ai bimbi affidati agli istituti Sant'Antonio e Santa Rita. Abbiamo realizzato questo progetto per dare un sorriso a questi bambini un po' meno fortunati e quindi ci è sembrato molto bello fare almeno un piccolo pensiero a questi bimbi. La forza del volontariato dunque per un aiuto concreto alla popolazione. Siamo riusciti in questo periodo a portare avanti questo progetto, in particolare grazie al Neogruppo Protezione Civile di Montalto. Vogliamo arrivare a raggiungere un'assistenza completa alla popolazione, quindi cercare di raggiungere quelle persone che comunque hanno diversi momenti negativi di vita, non solo quando c'è il momento diciamo così drammatico, tragico, ma cercare di avere una linea diretta con il cittadino tramite proprio l'assistenza alla popolazione diretta, che è il cuore proprio pulsante del volontariato e in questo caso della protezione civile. Continuiamo invece adesso a parlare di solidarietà, sentiamo Don Enzo Gabrieli, parroco di Mendicino. Quest'anno celebriamo i nostri 20 anni dell'attenzione alle famiglie, alle persone sole in maniera diversa. Non potendo organizzare il pranzo di Natale con la comunità, abbiamo pensato di portarlo direttamente a casa. Saranno 350 persone raggiunte oggi in questo giorno della Santa Famiglia col pranzo natalizio. È un piccolo segno, ma è un segno di speranza, soprattutto in questo periodo nel quale le parrocchie, tutte le parrocchie in Italia si sono adoperate per alleviare qualche sofferenza, fare un gesto di tenerezza in questo tempo di Natale. E anche la nostra comunità di Mendicino in tutte le sue componenti si è impegnata, grazie ai volontari della Caritas, grazie ai tanti benefattori, alle istituzioni, alle aziende, a quanti si sono impegnati con noi per alleviare le sofferenze, e abbiamo creato un circuito bello proprio per queste feste di Natale che culminano un periodo difficile, quello della pandemia. Abbiamo raggiunto i piccoli con l'inventiva, la fantasia della carità per non mortificare quelli più bisognosi. Abbiamo raggiunto oltre 180 anziani nelle case di riposo che insistono nel nostro territorio e oggi raggiungiamo le famiglie, oltre all'impegno periodico della nostra Caritas che si fa presente settimanalmente alle tante situazioni di difficoltà. Ma un altro segno della nostra presenza è stato questo sguardo anche lontano, al Venezuela, verso il quale quest'anno abbiamo attivato alcuni progetti, la distribuzione e l'invio di farmaci attraverso la Caritas venezuelana, e adesso partirà un container con 0,5 tonnellata di latte in polvere destinata ai bambini e che abbiamo accolto nella nostra Chiesa e che da qui partiranno come segno di speranza anche per una terra provata in questo tempo di pandemia. Parliamo invece adesso di calcio di Serie B perché oggi si è giocata la 15ª giornata del campionato. Iniziamo dalla sfida fra Reggiana e Reggina, ha visto vittoriosi proprio i calabresi. La Reggina torna al successo dopo 4 turni di digiuno e al Mapei Stadium centra la terza vittoria stagionale, la prima lontano dal Granillo. Gli Amaranto giocano una gara a viso aperto e già dai primi minuti fanno la voce grossa contro gli emiliani. Al pronti via la squadra di Baroni recrimina per questo fallo in aria. Il difensore Granata la prende con un braccio, ma per il direttore di gara è tutto regolare. Poi è Cerofolini ad essere impegnato severamente, prima sul tiro di Rivas, lanciato in profondità da Situm, ma che non riesce a superare l'uscita alla disperata dell'estremo difensore Granata. Dopo è ancora lui a volare su un tentativo dell'attaccante Amaranto, bravo a ricevere in aria e a concludere con il destro verso il secondo palo. La Reggina ci prova anche dal limite, prima con Crisetig e ancora una volta il portiere a mandare la palla in corner e poi con Foloruscio la conclusione dai 25
5 metri dell'italo-nigeriano e un missile che va a 2 centimetri dall'incrocio. Nella ripresa i padroni di casa attestano i riflessi di Guarna in apertura con questa conclusione deviata in corner dall'estremo calabrese, poi la regina non approfitta di uno svarione difensivo degli emiliani e spreca un'occasionissima. Bellomo ci prova poco dopo dal limite, ma il tiro è debole ed è facile preda di Cerofolini, bravo subito dopo ad intuire la traiettoria di Rivas che si presenta tu per tu in contropiede ma non riesce ad aggirare l'uscita del portiere. Ennesima occasione sprecata e sul finale di gara i calabresi restano in 10 per l'espulsione di Stavropoulos per doppio giallo, ma quando la gara sembra scivolare via sul pari, ecco in zona Cesarini che arriva il gol partita. Sul tiro cross di Rolando Cerofolini ci mette una pezza, ma a pochi passi Bellomo prima centra il palo, sulla respinta corta riesce a metterla nel sacco. Finisce così con la regina che gongola e vola a 14 punti in classifica. Finisce invece 1-1 la sfida al Marulla fra Cosenza e Pisa. Al gol di Balulì nel primo tempo risponde quello di Gucchia nella ripresa. I lupi rimandano ancora una volta l'appuntamento con il successo casalingo. Secondo pareggio casalingo consecutivo per il Cosenza che rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria fra le mura amiche. I lupi nell'ultima sfida al Marulla del 2020 non ce la fanno a centrare il successo e si accontentano del pari. Ma quanta fatica! Al pronti via il direttore di gara concede il tiro dagli 11 metri ai toscani per un fallo di Bittante su un attaccante ospite, nonostante le proteste dei padroni di casa che recriminano perché il fallo è avvenuto fuori dall'area di rigore. Sul dischetto si presenta Vido che fallisce l'occasionissima calciando sulla traversa. La squadra di D'Angelo non demorde e poco dopo Falcone devia in corner questo tiro dalla distanza. Ancora brividi sugli sviluppi del corner, Palombi a 2 passi dalla porta colpisce in pieno il palo e al 27esimo è ancora lui protagonista con un diagonale che Falcone è costretto a deviare con i piedi. Alla mezz'ora il Cosenza prova a pungere, azione manovrata ma la conclusione di Carretta è da dimenticare. I lupi provano a spingere sull'acceleratore e al 34esimo sponda di Petre per Bittante che calcia di prima intenzione senza però impensierire Perilli. È il preludio al gol che arriva prima del riposo, assist del capitano Corsi che vede l'inserimento di Balulì in aria che non deve far altro che spingerla in rete. In apertura di ripresa Corsi ci prova dalla distanza ma la palla termina fuori, poi Mazzitelli prova il pallonetto ma Falcone è attento e smanaccia in corner. Sotto una pioggia incessante i padroni di casa provano a chiudere la sfida ma prima Corsi e poi Sciaudone sono poco precisi, ma la palma di giornata peggiore va ancora una volta a Palombi che alla mezz'ora grazie ad una palla persa ingenuamente dai lupi a centrocampo servito in aria dai compagni colpisce ancora un palo. Uker di testa, poco dopo non sbaglia e ristabilisce la parità e sui titoli di coda il Cosenza rischia di capitolare, ma l'arbitro manda tutti sotto la doccia, i lupi conquistano un punto e guardano al prossimo impegno mercoledì con il Pescara. Vediamo adesso come sono le previsioni del tempo per le prossime ore in Calabria. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Una perturbazione alimentata da aria fredda sta interessando la nostra regione, apportando piogge e nevicate in montagna. Atteso un graduale miglioramento nel corso di lunedì. Domani in nottata e al primo mattino ancora possibili piogge sui versanti tirrenici con residue deboli nevicate sui monti oltre i 1000-1100 metri. Nel corso della giornata graduale miglioramento con ampie schiarite. Rinforzo dei venti di ostro nella seconda parte della giornata con conseguente aumento delle temperature. Passiamo a mari e venti, domani mari agitati o a tratti molto agitati, venti dai quadranti meridionali moderati o localmente forti. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.